Buonasera, bentrovati a Corner. Andiamo in onda di martedì perché, come sempre, noi seguiamo quelle che sono le sorti del Catania in campo. E allora la puntata di questa sera servirà non solo per tornare su quello che è stato il pareggio di ieri contro la Casertana, ma cercheremo anche di proiettarci in avanti. Devo salutare come sempre quelli che sono i compagni di viaggio. Alla mia destra c'è Angelo Patanè. Buonasera Angelo, buonasera ai telespettatori. Grazie ad Alessandro Vagliasindi. Buonasera. Con il quale abbiamo fatto già una lunga chiacchierata nel corso di Anteprima Corner, e poi anche grazie al nostro Carlo Grazie Breve. a te Angelo. Buonasera, a siete tutti. fidanzati come Alessandro? No, cioè, assolutamente passate no. più tempo voi insieme che con le vostre mogli. Permettimi di andare dall'altra parte dello studio dove c'è Giulia. Ciao Angelo, buonasera a tutti. Io come sempre vi ricordo il numero per interagire con noi è 342 771 2855. Allora, in collegamento, lo vedo già pronto, c'è Max Velotto. Buonasera Max. Buonasera a tutti, buonasera ai telespettatori. Allora, Sapete dov'è? dov'è? A Lissone, dove insomma c'è la stanza dei bottoni del La bar. sala bar. Va bene, fra poco parleremo anche con te, ci dirai dell'arbitro, ma ci dirai anche e soprattutto di alcuni episodi di Moviola che abbiamo tirato fuori da una partita che, a dir la verità, ha offerto veramente molto, ma molto poco. Il Catania è andato alla Moviola ieri. Cioè il ritmo del Catania è stato da Moviola. Va bene, questo ci poteva anche stare come battuta. Allora, rivediamo nel montaggio di Ottavio Longo il film della partita di ieri e poi dopo cominceremo e vi diremo qualcosa su quello che sta succedendo o cosa è successo in casa Catania. Restate con noi. I sacrifici vanno rispettati. Catania merita rispetto. Questa è l'immagine che proviene dalla curva sud mentre stanno preparando anche uno striscione in curva nord. Migliaia di cuori in partenza a casa per incompetenza. La partita nel frattempo è iniziata. Donnarumma la gioca a mezza altezza, subito girata la traversa da parte della Catania. La conquista Miceli. Attenzione, c'è la finta di Casarotto, a 1 contro 1 può partire ancora Casarotto. Che parata da parte di Dini. Casasola, la sgommata, la parata sulla primo palo di De Lucia. Pallone che spiove al centro e poi non ci arriva, o meglio ci arriva tutto sbilanciato all'indietro da Turano. Controcross all'interno dell'area di rigore, saltano in un paio, poi Donnarumma ancora il suo movimento, la rovesciata, che parata sulla rovesciata incredibile di Lunetta. Forse si gioca la carta e la Catania lo fa proprio in questo istante per un atterramento di Caturano all'interno dell'area di rigore. Signor Silvestri, Roma 1, rientra all'interno del rettangolo di gioco, Mima che non c'è niente. Finisce con i 3 fischi del direttore di gara la partita, ma finisce anche con i fischi dello stadio Massimino. La seconda volta che questa squadra viene accompagnata dai fischi. Risultato di 0-0 che ovviamente, Carlo, non può essere solo il frutto della flop ideologico di non poter più agguantare il primo posto, ma certamente c'è anche un sistema di gioco che diventa, quando mancano 7 partite alla fine di questo campionato, il sistema più prevedibile.
Musica, diciamo, Questo azzeccata, adeguata all'andamento. Lento alla Jimi Hendrix e roba Mano d'Ottavio. lenta, insomma, mano lenta. Esatto, è roba d'Ottavio Longo, non ci sono dubbi. Io Senz'altro. ormai riconosco il DNA di chi va al montaggio di questi servizi. Allora, avevamo detto, la partita può aspettare, no? La partita è andata. È andata, no? Ma Aspettato ce n'è un altro di cui d'oltranza la parlare partita. e ci sono tante altre cose di cui discutere questa sera. Però, Alessandro, noi ci siamo lasciati nel pomeriggio con anteprima corner, con una sorta, non di dubbio, però insomma c'era una riflessione in corso in Casa Catania. Sì. Finita la riflessione? Domani mattina Toscano dirigerà l'allenamento, quindi Riflessione che finita. ti devo dire? Benissimo, allora, adesso possiamo dedicarci anche al commento, Patanè. Vado prima però dal Chiaro, nostro... perché Carlo è quello che ci dà la lettura tecnica della questione. Noi possiamo darvi un altro tipo di lettura. Esattamente. Caro. Più che la lettura della partita di ieri, è una lettura del momento. La partita di ieri e la prestazione sottotono del Catania di ieri è figlia di un punto in due partite cruciali dove il Catania poteva realmente riaprire la corsa al primo posto, e quindi secondo me c'è stato un tracollo psicologico importante, un fardello troppo grosso sulle spalle dei giocatori, nonostante Toscano ha fatto 5 cambi su 11, che non sono pochi. Secondo me andava fatto rifiatare pure Casasola, ma ieri il mister ci ha detto che secondo lui sarebbe stata come una punizione per il ragazzo che ha dato tantissimo e quindi per un sentimento di riconoscenza lo ha messo dentro. Io vorrei tornare a 1 mese e 10 e 15 giorni fa, era esattamente il 25 gennaio e il Catania batteva il Cosenza nella miglior prestazione del 3-4-2-1. Anch'io sono d'accordo con Toscano quando dice i sistemi di gioco ci credo poco, lì sono d'accordo, perché in quella formazione c'era un solo attaccante ed era Rolfini. Gli altri 2 trequartisti si chiamavano Jimenez e D'Ausilio e dietro c'era la difesa titolare con Miceli che ha sostituito Di Gennaro, Allegretto e Celli, centrocampo con 2 operai, Corbaro e Quaini, ai lati i soliti Casasola e Donnarumma. Il Catania fa la migliore prestazione dell'intero campionato, una squadra in grande salute, prima in classifica, fortifica il primato. I cambi che Toscano fa durante la gara, il primo tempo finisce 1-0 con una prestazione sontuosa di Menez, gol di Menez. Nel secondo tempo i cambi di Toscano danno ancora verve, raddoppia Lunetta. Il Catania esce tra l'apoteosi di tutte le componenti. Si va a Sorrento e lì ti faccio chapeau, Angelo, perché hai letto meglio di me la pesantezza di quella sconfitta. Quella è la madre delle sconfitte. Io l'ho sottovalutata, pensavo che si potesse rimediare, ma lì è stata la madre delle sconfitte. Toscano ha cambiato tanto in quella giornata. Siamo proprio alla fine, all'inizio è finito il mercato, mette dentro Carnielutti, mette dentro Raimo per Casasola che è squalificato, cambia Donnarumma con Lunetta, quindi diciamo che 4/5 della difesa sono nuovi, perché anche Miceli che aveva giocato la domenica prima è nuovo. Il Catania lì ha un tracollo, una partita incredibile da definire, perde una partita e da lì entra in un buco nero. Entra in un buco nero, si rimette in carreggiata nelle 2 vittorie in casa, fa 2 grandi prestazioni da grande squadra nelle partite cruciali del campionato, ma ripeto, il punto in quelle 2 gare, che sicuramente è briciola rispetto a quello che la squadra ha fornito in quelle 2 partite, è diventato un tracollo nella partita di ieri, è un fardello troppo pesante per reagire, quindi questa è la mia analisi. Sì, è vero, ci siamo scambiati poi dei messaggi. Devastante, avevo definito io quella sconfitta proprio nel colloquio privato che abbiamo avuto. Guarda che Angelo è il secondo in ordine di anzianità, forse il secondo terzo comunque, manca poco, dopo Michele c'è lui, quindi voglio dire, la gerarchia sulla competenza del calcio e sul tempo, sulle dinamiche sicuramente. Sul tempo trascorso dietro palloni e telecamere, Angelo ne ha proprio da vendere. Allora, Patanè,
Abbiamo No, sentito se adesso mi dici, parli e ti do un minuto e mezzo, ti dico andiamo vediamo che dice Giulia, perché altrimenti ogni volta allora facciamo così. parlo briglie sciolte. Facciamo così. Oggi è stato telegrafico. No, è stato telegrafico. Però è stato Quindi telegrafico. Se tu mi rispetti il tempo per Guarda le che- 21 della pubblicità siamo a posto. Guarda. Allora, lo sguardo di Alessandro Sì. vale più di 5 minuti di discussione di Vagliasini. Quando ha dato quella sentenza, il suo sguardo riempie lo spazio non parlato Ho dato una notizia, basta. della trasmissione di oggi. Reputo che Fischi e quello che stia succedendo a Catania nelle ultime settimane sia frutto di quello che gli intellettuali chiamano gattopardismo. Cos'è il gattopardismo? Il gattopardismo è quell'atteggiamento comportamentale per cui i cambiamenti che si fanno sono cambiamenti superficiali, effimeri, perché poi tutto rimanga com'è. Anche oggi troviamo di fronte ad un gattopardismo, ma il gattopardismo nasce anche sul terreno di gioco. Sono uguali a se stesse le dichiarazioni di Toscano dai momenti delle criticità fino ad oggi. Se prendiamo tutti i montati delle interviste a fine partita, Toscano è sempre contento, soddisfatto della prestazione della propria squadra, confida sempre nel riconoscimento di quello che si ottiene sul campo e in fondo fa il guardasigilli della sua squadra. Però sul campo vi è ancora un'altra forma di gattopardismo, cioè la squadra è quasi sempre uguale a se stessa. Possono cambiare gli interpreti, ma non cambia assolutamente quello che è l'impianto strutturale, la mentalità, non cambia neanche la dinamica di gioco. Ora, se l'effetto sorpresa poteva essere un elemento fondante dell'ottimo campionato d'andata, è diventata una lettura ormai facile, banale, che operano tutti i tecnici, sia quelli più sgamati, più addentrati al campionato, ma sia anche i giovani rampanti e i giovani novelli. Io mi ricordo un Siracusa-Catania che è stata una partita dominata da un giovane tecnico che ha letto perfettamente le carte del Catania e ha messo sotto un profilo di gioco la formazione rossazzurra. Mi ricordo un Salernitana-Catania con un tecnico sì di grande esperienza ma che non conosceva proprio un'emerita H del campionato di Serie C. Nei secondi 45 minuti al tecnico in seconda, giovane e rampante, è bastato fare la cosa più semplice, mettere due sostenitori delle corsie, bloccare da una parte Casasola, dall'altra Donnarumma e sostanzialmente vincere la partita, non sul campo, ma vincerla sul piano tattico, poi partita finita sullo 0-0. Stessa cosa è stata fatta 4 giorni dopo, 5 giorni dopo a Benevento, ma diciamo che lì ci troviamo di fronte ad un allenatore rampante sull'onda lunga dell'entusiasmo, ma la mossa tattica poi è stata sempre quella, il ragionamento è stato: il Catania è una squadra prevedibile, so perfettamente quali sono le mosse degli avversari, so qual è anche la mossa della disperazione, perché Toscano ovviamente l'aveva già fatta in passato, quella di modificare in extremis un impianto di gioco con una squadra che ovviamente non segue, non è allenata ad avere un piano B strutturale, ma è un piano B emergenziale. Ieri al tecnico della Casertana è bastato fare la stessa mossa che sullo scacchiere di una dama facile avrebbe fatto anche un bambino: chiudere le corsie del Catania. È vero che Toscano ha provato a cambiare gli interpreti di questa partita, ma non basta cambiare gli interpreti, Carlo, per cambiare la struttura tattica di una squadra. Mettere Caturano lì davanti, tra l'altro giocatore che ovviamente ha bisogno di giocare perché allo stato attuale è fuori dai campi da troppo tempo, ma metterlo in totale isolamento è come mettere un detenuto al 41 bis, non ha possibilità di interagire con nessuno. Provare Bruzzaniti in una posizione che non gli appartiene, quello di trequartista, lui che è un esterno di sinistra, lo metti a fare il trequartista, beh, è una situazione che compromette le capacità di questo giocatore, perché tutti devono addentrarsi
all'interno di un sistema che è così. Ieri ho fatto la domanda a Toscano e la risposta è stata inequivocabile. Vi può piacere o no, non c'entrano i sistemi di gioco. Io invece, Carlo, penso che a questo punto del campionato i sistemi di gioco, il modo di affrontare le partite non può essere più quello governato dalla impermeabilità difensiva, perché d'ora in poi, se devi pensare ai playoff, devi allenarti a fare due cose, perché una sola partita, o meglio due, un turno lo puoi superare senza prendere gol e facendo pochi gol, ma gli altri li devi vincere. Devi quindi allenarti a fare gol e quindi a mettere quei 4 davanti nelle condizioni migliori di far gol e allenarti ai calci di rigore, perché se il Catania non fa gol e non ne subisce, quindi meriti e demeriti di questa squadra, è normale che da domani una sessione d'allenamento va dedicata ai calci di rigore, perché probabilmente molte partite finiranno così. Allora, non ti ho interrotto, Patanè, sei soltanto un andato minuto. oltre, Solo sei un minuto. andato oltre quello che era il tempo. Solo un minuto. 1 minuto e mezzo. Ripartiamo dopo la Messaggio. pubblicità da Giulia e comunque sentiremo anche Alessandro, che Con piacere. fino a questo momento è Ho rimasto ascoltato, in silenzio, però ci ha dato la notizia. La vogliamo ripetere? Toscano domani dirige l'allenamento. Benissimo, fra pochissimo. Allora Giulia, un assaggio di opinioni da ok. casa. Il mister Toscano dice solo che i giocatori stanno crescendo, ma questa crescita la vede solo lui. Ieri si è avuta la conferma dell'importanza di Quaini nel gioco del Catania. Con Toscano il Catania non ha mai avuto un grande gioco, ma senza Quaini manca totalmente un minimo di circolazione palla e di geometrie di gioco. Mi sembra che Patanè questa sera sia più nero del solito, o mi sbaglio? Occhio a non incontrare l'Ascoli ai playoff. Sembra ci sia intenzionale volontà a non giocare affinché si resti in Serie C. Buonasera, Ultimo. sono Giuseppe da Acireale. Cosa ne pensate che il Catania ha un'età media di 29 anni mentre il Benevento di 26? Penso che questo grava sui 90 minuti. Ancora La media Sì. d'età della rosa dell'Avellino l'anno scorso era 38,5. Va bene, Quindi non è Giulia, qua- veniamo da te fra non molto. No, però. concludo solo Sì. con questo. Stasera Patanè è vestito come le Iene, quindi aspettiamoci di tutto da lui. Beh, non hanno sbagliato, voglio dire. Adesso vorrei andare invece da Max, che è rimasto in silenzio fino a questo momento. Come sempre ti chiedo un giudizio sul direttore di gara. Non è stata una partita difficile da dirigere, ritmi bassi. Diciamo nel finale qualcuno l'ha voluto accendere con qualche FVS, ma si sapeva che poi, insomma, alla fine lo vedremo poco. Non c'erano queste necessità di fare andare l'arbitro alla review. Ma diciamo in un contesto di gara che non ha proposto nulla di particolare, la prestazione dell'arbitro Silvestri di Roma è stata una prestazione sufficiente, ha accompagnato la gara nei suoi eventi, non ha influito minimamente nel risultato, le sue decisioni sono apparse corrette, poi andremo a vedere nello specifico un intervento su Di Tacchio al 13°. Poi per quanto riguarda il resto mi sembra tutta ordinaria amministrazione in una gara, ripeto, che non ha offerto nulla, ma nulla di particolare. Bene, grazie allora a Max, fra poco da te per vedere anche gli episodi della Moviola. Non abbiamo finora sentito Alessandro, se non per il fatto che ci ha confermato la conferma comunque di Toscano sulla panchina del Catania. Sì, a questo punto la domanda che mi faccio e che ovviamente giro anche ai nostri amici qui seduti al tavolo è come si esce da questo tunnel in cui la squadra è andata a finire dopo quella sconfitta contro il Sorrento in trasferta. Perché è inimmaginabile che questa involuzione non possa essere arrestata magari con delle idee, con delle soluzioni diverse. Perché è ovvio che la constatazione che facciamo è che questo trend è costante da più partite e quindi fossilizzarsi su certe convinzioni inderogabili può solo peggiorare la situazione. L'ho fatta la domanda a Toscano. Io sono oltre, Angelo. Ok, Lasciamo- l'input gliel'abbiamo dato. Cioè, mettiamo una linea
stasera mettiamo chiaramente dentro tutte le valutazioni che stiamo facendo, ma cerchiamo di guardare a quello che succederà. Sono 7 partite, bisogna difendere il secondo posto, che non è assolutamente un fatto scontato, questo poi lo spiegheremo meglio con dei contributi grafici, e soprattutto bisogna fare uscire fuori il meglio di questa rosa, perché io non posso credere che improvvisamente si siano tutti involuti, cioè quei giocatori che nella stagione e che nel giro d'andata volavano, oggi fanno insomma le cose essenziali, il passaggetto a 3 metri, palla indietro, non c'è più quella fluidità, quell'intensità che aveva portato il Catania veramente in alto. E un dato che rimarca è il fatto che queste difficoltà offensive sono espressione di movimenti sbagliati, secondo me, poco movimento senza palla, sempre palla addosso piuttosto che palla in profondità, e tutto questo ovviamente fa il gioco di squadre di medio alto livello come la Casertana, perché comunque la Casertana non è... Sì, ti sento, aspetta che mi sposto. Non è una squadra di seconda fascia, anzi è una squadra ben organizzata, con una struttura fisica importante, quindi giocando sempre palla addosso e pochissimo palla in profondità, è chiaro che trovi il passaggio a livello chiuso, quindi bisogna secondo me riconquistare ampiezza nello sviluppo della manovra e sfruttare anche alternativamente le trame per vie centrali, che in questo momento difettano parecchio, perché i due mediani hanno delle caratteristiche certamente non di costruzione, di verticalizzazione, di palla diretta all'attaccante. Allora il lavoro dei trequartisti secondo me deve, non individualmente ma proprio di reparto, deve crescere in maniera esponenziale per esplorare nuove trame di gioco. Questo è il mio pensiero. Allora, Giulia, vorrei tornare da te per qualche altro messaggio, così abbiamo il sentiment di chi ci sta seguendo da casa. Il timing per comprendere quante cose ha detto Alessandro e quante le ha analizzate. Mario, a questo punto la colpa della non promozione la do tutta alla società, che prima senza motivo rinnova il contratto a Toscano e adesso non lo esonera dopo aver fallito la stagione. Poi spiegatemi perché a Catania non si dà mai il rigore, sembra che l'arbitro si sia dimenticato i cartellini a casa. Ma quale sarebbe questo rigore? Poi lo vediamo, c'è un episodio vedremo. però lo vediamo. Ma se ce lo spiega meglio magari possiamo focalizzare l'attenzione sull'episodio, perché io non mi ricordo, cioè a parte quella cosa di Caturano verso la fine, che non ma dà mai soltanto il rigore, quello non è mai rigore, anche forse a nelle mio partite avviso. scorse. Sono Ettore e caro Patanè, non sono gli allenatori che hanno capito di bloccare gli esterni, sono gli esterni che sono stanchi. È da 10 anni che diamo la colpa all'allenatore. Che la squadra sia da 4-2-3-1 è un aggravante, perché vuol dire che non è stata creata in sintonia totale con Toscano, che gioca con il 3-4-2-1 come invece si dice. Non è vero, la squadra è stata costruita pezzo per pezzo. Se guardate, le seconde e le terze del girone A e B sono squadre blasonate e con i punti uguali o superiore al Catania, quindi non sarà assolutamente facile. Ha fatto bene la curva nord a fischiare ai calciatori, svegliatevi perché stiamo marcendo in Serie C. Signorina Giulia, tanti complimenti per la sua eleganza, grazie, ma una riflessione: voi che siete a Catania potete sbraitare la squadra come volete, anche fare i complimenti, ma noi che siamo fuori Catania il soffrire per la squadra è il doppio, e vedendo il Catania di questo momento ci deprime fortemente. Un saluto dal Canada, e con questo concludo. Salutiamo questo nostro amico dal sì. Canada. Torno di nuovo da Carlo, perché qualcuno ha fatto delle riflessioni sul modulo, su come è stata costruita. Sì. Alessandro dice che la squadra è stata costruita pezzo per pezzo, su indicazione anche dell'allenatore, quindi alcuni giocatori sono arrivati per espressa, quasi tutti. Sia in estate che a gennaio. Quindi diciamo che non c'è da questo punto di vista alcun dubbio. È stata costruita a immagine di quello che ha voluto l'allenatore. Le responsabilità sia nelle vittorie che nelle sconfitte, nei momenti belli e nei momenti brutti, sono sempre dell'allenatore. Toscano è
l'apice tecnico di questa squadra e quindi è giusto che lui abbia in questo momento addosso tutti i riflettori, insomma. È naturale, e quando le cose vanno male è il primo Nel calcio si sa. Diciamo che l'allenatore è... Ma lui ha le spalle larghe e chiaramente capisce l'ondata di in questo momento veleno che ha la gente nei suoi confronti. Deve stare, secondo me, sereno, deve analizzare bene il momento e scegliere magari, fare delle scelte che magari lui in determinati momenti può ritenere impopolari, ma che siano le scelte migliori e più funzionali per far rendere di nuovo la squadra così come aveva reso fino a un mese e mezzo fa. Allora, io vorrei, e poi andiamo in Possiamo fare un piccolo commento su una grafica o lo vuoi fare dopo? Vorrei fare sentire, e poi non lo sentiamo più, Ok. cosa ha detto Toscano ieri a fine partita. E così poi andiamo in pubblicità e chiudiamo questo capitolo sulle dichiarazioni. No, però se non ci dai, io ho ascoltato, visto, ma se non ci dai la E possibilità... allora sentiamo cosa ha detto e poi magari rispondi. Non voglio rispondere, ma... Vuoi dare due considerazioni? Le mie, sì. Va bene, sentiamo Toscano. Arriva. Fra un istante. Si fa aspettare. Si fa aspettare. Sì. Adesso lo troviamo. Se non c'è facciamo pubblicità. Se non ce l'abbiamo pronto. Facciamo così, dai. Facciamo pubblicità. Così, Mettiamo la così. pubblicità Sì. e dopo sentiamo Toscano. C'è il rischio di mollare e di non fare la prestazione, invece i ragazzi l'hanno fatta, hanno dato quello che ci avevano oggi da dare, l'hanno dato tutto. Ripeto, hanno creato, volevano vincere la partita fino alla fine, non ci siamo riusciti, guardiamo alla prossima perché bisogna costruire il nostro obiettivo settimana dopo settimana adesso. Il malcontento è anche disfattismo, pessimismo. Io sono sempre stato fiducioso, ho sempre avuto fiducia in questi ragazzi, in quello che stanno facendo. Si poteva fare di più, ma si poteva fare anche di meno. Io non dimentico mai quando sono arrivato 2 anni fa ad oggi, quindi io quando vedo la squadra viva che fa la prestazione, poi ci si mette insieme, ci si confronta per trovare soluzioni diverse, per migliorare certe situazioni. Allora, queste sono state le parole di Toscano ieri sera. Pandanè, stai tranquillo, dobbiamo fare pubblicità. Dai, dopo vai. poi Sì. torneremo. Intanto pubblicità. Torniamo a dare voce ai telespettatori con un solo messaggio, Giulia. Sì, a proposito delle dichiarazioni di Toscano, scrivono: sostenere che il Catania ieri ha fatto la prestazione positiva, come ha dichiarato appunto il mister Toscano, è un'offesa all'intelligenza dei tifosi, dei giornalisti e di tutti coloro che capiscono un po' di calcio. Ho Pandanè. parlato prima di gattopardismo e questo fa parte dell'annuario, pagina 1 del gattopardismo. Ripetere sempre una specie di karma per autoconvincersi che in fondo le cose stanno andando come meglio non si può in questo momento. Certo, dovremmo fare un po' di chiarezza fra le dichiarazioni che si rendono prima di una partita, nella preparazione e nella conferenza stampa, con quelle che si rendono dopo, perché altrimenti la gente poi esce fuori sbandata, escono fuori fischi, perché se prima della partita sostengo che io sono pronto a mordere il primo posto in classifica, non posso dire poi di avere scongiurato una sconfitta che si palesava probabile a cospetto del crollo verticale in cui era piombato la squadra. Sono due dichiarazioni che contrastano l'uno con l'altra e poi contrastano con l'evidenza delle cose che si vedono in campo. Dire una cosa controcorrente: qui nessuno di noi ha voluto, ha remato affinché un tecnico venisse esonerato, perché l'esordio di un tecnico, Carlo, tu queste cose me le insegni, è il fallimento di un progetto in qualunque formazione e in qualunque squadra. Ma a Benevento no. A Benevento no, ma quando è arrivato, ti rispondo Alessandro, quando è arrivato il cambio di rotta a Benevento? Non certamente... Dopo una vittoria in trasferta per 3-0? Non certamente nella parte finale di un campionato. E allora concludo il ragionamento proprio per spiegarti perché secondo me
questa società, a ragione e a torto, insomma poi questo ce lo dirà il tempo, ce lo diranno i risultati, ha mantenuto un asset univoco dall'inizio di questo campionato. Ricordiamoci che nel momento più critico del giro d'andata il Catania era reduce da una sconfitta e da un pareggio prima della partita col Trapani. La società ha inteso rinnovare e ampliare di un anno il contratto a Toscano, quasi a voler significare per Toscano e per la squadra: questo è l'uomo che ci porterà in Serie B, secondo il nostro progetto. Gli rinnoviamo la fiducia e gli prolunghiamo il contratto. Quello poteva essere forse il momento collaterale a quello con cui il Benevento ha modificato l'impianto tecnico. Le scelte sono state differenti, una incoerenza con quelle che sono state le scelte iniziali della dirigenza, l'altra in controtendenza. Oggi ha ragione la dirigenza del Benevento. Oggi ha ragione la dirigenza del Benevento. E allora ti aspetti davvero che a poche giornate dalla fine di questo campionato la dirigenza oggi possa davvero pensare di esonerare Toscano? Ma si sta prendendo una grande responsabilità la dirigenza oggi. Con un contratto di... Perché domani, Alessandro, toccando ferro, sarà colpa della dirigenza. Alessandro, questo che sia chiaro. Però sia chiaro che nell'asset mentale di questa dirigenza c'è andare fino in fondo con quelle che sono state le scelte iniziali. Adesso hai ragione, abbiamo tutti ragione nel dire da oggi in poi dobbiamo guardare a quello che si può fare per il proseguo. Ma allora anche la dirigenza è affetta da gattopardismo? Ma te ne sei accorto adesso? No, siccome hai parlato di gattopardismo in campo, vuol dire che c'è un gattopardismo anche fuori dal campo. Un gattopardismo che ci porta ad avere delle conferme su quelli che sono stati i precedenti. Alessandro, quando noi studiamo un caso di diritto guardiamo quasi sempre i precedenti. I precedenti ci dicono che in questa stagione la squadra è stata conformata alle richieste di Toscano, che Toscano nel momento in cui questa squadra ha dato i primi sentori di scricchiolio è stato confermato e anzi prolungato il contratto. Non mi aspetto che oggi Toscano possa essere revocato per una serie di ragioni. Uno, l'impianto economico che questo allenatore comporta con quello che ne deriva anche dal prolungamento del contratto. Noi non sappiamo cosa ci sia scritto o le clausole, ma questo è un fatto incidente, così come perché una società che ha speso circa 10 milioni di euro quest'anno e che ha acquistato Torre del Grifo, quindi un'operazione di altri 10 milioni di euro complessivi, non credo che si confonda di fronte a 200-300 mila euro per la scelta di un altro allenatore. Facciamo un piccolo passo indietro. Facciamo un piccolo passo indietro. Non litigate però. Confermiamo una telefonata che ci siamo fatti prima di Salernitana Catania. Parlavamo sulla possibilità, perché c'erano già voci, adesso le possiamo anche dire perché sono diventate pubbliche, di insomma, contatti della dirigenza del Catania con alcuni allenatori di cui sapevamo perfettamente nome e cognome. Ho chiamato ad Alessandro, Angelo, una mattina che tu eri ancora in onda, non potevo chiamare te, grazie, anche Carlo. Ho chiamato Alessandro e ho detto, beh, se sono vere queste voci, se davvero la dirigenza si è mossa alla ricerca di un allenatore, beh, questo è il momento di cambiarlo. Alessandro mi ha detto, beh, ascoltami, non puoi cambiarlo dopo Salerno, hai solo 4 giorni di tempo, aspetti Benevento. Ma da quel momento in poi, dopo Benevento, se è vera la precondizione, ovvero la circostanza che 4 giorni di tempo per preparare una partita tra Salerno e Benevento non potevano bastare e Fabio Caserta non sarebbe venuto a Catania perché aveva soltanto 3 giorni per preparare la partita, sono le voci alle quali oggi non credo, non posso credere, ma non ci ho creduto già dopo Benevento Catania. Voci? No, sì, ok, d'accordo. Le voci, le indiscrezioni, i fatti, ma i fatti ma è poi. chiaro che una società si deve guardare anche intorno, no? Allora è chiaro, intorno, deve capire se ci sono delle soluzioni. Allora, la vogliamo dire tutta? La vogliamo dire tutta? Intanto fammela dopo Sorrento Catania 3-1 si è aperta questa fase di valutazione. Perfetto, dopo Sorrento Catania, ma allora hai lo step di Benevento, è inutile la prestazione,
ci raccontiamo la storia così del Re Maggi, della stella di Cometa. La prestazione vale, ma vale il risultato, alla fine conta il risultato. Hai perso a Benevento, hai perso il primo posto, non hai più raggiunto l'obiettivo. Beh, se devi cambiare un tecnico... Ma non lo puoi cambiare a 48 ore dalla partita? No, ma scusami Lo cambi magari dopo la dopo... Da Benevento in poi avevi... Angelo, il Benevento ha vinto a Foggia 3-0, ha salutato Auteri e ha detto panchina a Floro. Allora stiamo raccontando la stessa storia per dirti... Problemi gestionali. Ho capito, ma qualsiasi sia la natura del problema, stiamo raccontando... c'è chi è preposto a decidere. E allora ne convieni col mio ragionamento, perché dopo Benevento, se la società ha già aperto delle interlocuzioni con l'allenatore, quello è il momento. Non aspetti la partita di ieri, ma che ci aspetti a fare? Soprattutto se è vero quello che poi dice Toscano, la squadra è implosa, il rischio era perdere questa partita. Allora due sono le cose: o la squadra è stata nelle condizioni di davvero pensare di mordere al primo posto, come dice Toscano, e ieri in tutti i modi dimostra di volere quella vittoria, o altrimenti la squadra è veramente implosa ed era il momento di... Ora, le vittorie raramente arrivano per caso. D'accordo? In linea di massima, la vittoria te la meriti, te la devi meritare. Il Catania ieri ha fatto pochissimo per meritarsi questa vittoria. E allora, Alessandro... Contro la Salernitana ha giocato discretamente un tempo, poi si è adeguata al cliché. A Benevento ha fatto sprazzi, ma gol non ne fa. Se tu vuoi vincere, devi segnare almeno 2 gol. Non ti puoi accontentare del golletto e poi ti difendi perché è la difesa fortissima. Hai cambiato vogliamo registrarci? Mi hai detto, così come con coerenza si dicono te la posso dire una cosa. Hai una bellissima camicia, questo te lo devo dire. Sei un mastaffino. Ragazzi, allora facciamo così. Angelo, posso intervenire, Angelo? Certo, Max. abbiamo un minuto prima di fare la sosta. Sì, guarda, vi rubo 40 secondi. Io vorrei invitarvi ad Angelo, ad Alessandro, a riflettere un attimo sulle parole che ha detto Toscano, no? Durante l'intervista. Lui ha detto: io posso ringraziare i ragazzi che hanno dato il massimo di quello che potevano dare. A me queste parole non mi preoccupano tanto in un'ottica del fatto che ci aspettavamo, perché il massimo corrisponde al meglio, ma se il massimo che lui pretende dai giocatori in questo momento è una condizione fisica che non ha espresso il massimo, una condizione tattica che non ha espresso il massimo, se lui dice che deve ringraziare i giocatori perché hanno dato il massimo che potevano dare, a me preoccupa proprio il fatto che lui, cosciente della situazione in cui si trovano a livello fisico e a livello tattico i giocatori, li ringrazia perché più di questo in questo momento non possono fare. Grazie per questa riflessione. Arguta. Molto, direi. Prepariamoci a qualche altro messaggio. Tu, Max, preparati perché a rientro facciamo la moviola e ci ritroviamo fra pochissimo. Restate con noi. Torniamo da Giulia, ci sono i messaggi da casa e sono tanti. Sì, sono tanti. Un nostro telespettatore scrive: più che gattopardismo lo chiamerei grellapardismo. Fantastico. E poi do ragione a Patanè: se tu hai in discussione Toscano, oggi doveva venire l'esonero, non c'è più tempo, abbiamo dei playoff da giocare e un secondo posto da difendere e Toscano ha perso la mano sulla squadra. Poi qualcuno invece ha fatto un sogno: ho sognato che il Catania resta in Serie C come il dottor Patanè. E allora invitami a letto, dormiamo insieme, magari ci contagiamo i sogni e speriamo che diventino realtà. Questo sì. Va bene. Quello che ho fatto io non è andato benissimo, spero che il suo va meglio. Sarò controcorrente, ma il mister Toscano, senza tutti gli infortuni, specialmente quello di Cicerelli, a quest'ora sarebbe primo in classifica, quindi crediamoci perché ancora non è finita, quindi un po' di ottimismo ci sta. Un ultimo messaggio. Posso replicare? Ancora un ultimo, bellissimo. Sì. Posso replicare? Certo. Il Catania ha chiuso il girone d'andata senza Aloi e senza Cicerelli, primo in classifica. Una considerazione molto asciutta.
Ultimo messaggio. Poi, mister Toscano è proprio un mattacchione eccezionale e le sue freddure non sono capite, soprattutto quando parla di crescita e di prestazione. Marvin from Mascalucia. Bene, grazie Marvin. Marvin mi fa venire in mente... Marvin Hagler, il No, pugile. ma non solo, mi fa venire in mente invece un'altra delle freddure che probabilmente ci accompagneranno, spero di no, a quella fine di questo campionato, e cioè il compiacersi che la legge di Murphy non si verifichi, che è quella legge per cui se c'è una cosa che deve andare male finirà sicuramente male. Quindi ci compiacciamo del fatto che ieri per esempio non abbiamo perso, quindi siamo andati così controcorrente rispetto a quella legge per cui quella che se le cose devono andare male non può fare nulla per cambiare il corso delle cose. Io reputo che cambiare il corso delle cose si può e si deve. Se la società ha scelto di confermare Toscano, che in questo momento rappresenta, lo ricordiamo dall'inizio di questo campionato, quella che all'origine era la migliore scelta che poteva fare il Catania, io reputo che ancora possa esserlo a determinate condizioni. Quando risponde a Gagliano, quando risponde a noi Toscano, dice ma vi parlate con la società, quando parliamo con i giocatori e chiediamo, siete sempre stati elogiati dal vostro allenatore, ma fate di tutto per metterlo nelle condizioni anche lui di uscire fuori da questo gap, perché quando le cose non funzionano ci hanno sempre insegnato che non dipende da solo dall'allenatore, né da solo dai giocatori, né solamente dalla società. Però se non vi è sinergia tra questi tre statuti, perché c'è davvero un regno della società, c'è un regno dell'allenatore e c'è un regno dei giocatori. Sono tre statuti che devono trovare poi una lettura in una Costituzione generale. Ora io reputo... Angelo, c'è una cosa ancora più importante. Sì. Il consenso della piazza, che a Catania è imprescindibile. Alessandro, Tu non puoi pensare di tirare dritto per la tua strada senza avere il consenso della tifoseria. ma è anche vero che non In questo puoi fare- momento non puoi questo fare- consenso è venuto clamorosamente meno. ma non puoi neppure... Bisogna capire come riconquistarlo. Ma Quindi questo- non si può parlare di prossima partita, team Altamura, bisogna fare dei ragionamenti molto profondi. Ed è il ragionamento che sto dicendo. Dai tre statuti, da questi tre mondi, deve uscire fuori una Costituzione che sia la carta costituzionale che ci serve per affrontare questo finale di campionato. Il tifoso del Catania in Serie C vuole vincere e vuole vedere la propria squadra giocare bene al calcio. Vuole non vincere. basta solo vincere. Il No. Catania in Serie C ha un imperativo: vincere giocando bene. Alessandro, quando vinci e giochi male la gente si è dimenticata. Ma a di lungo come andare i giocare. nodi vengono al pettine, caro Angelo. Ma si è già dimenticata, come è giusto che sia, perché comunque a volte puoi anche vincere senza fare un calcio entusiasmante. Però Angelo, è vero che tanta gente, tantissima gente, anche col Catania in testa, non era soddisfatta del... Ma il Catania, espresso dalla squadra. se rimani in testa alla classifica, nessuno ti può dire niente. Alla fine l'obiettivo è Qui il problema è che far pace a tutti. 3 settimane fa abbiamo detto è stato decretato il fallimento dell'obiettivo del Catania. Esatto. Ed era quello il momento in cui se bisognava intervenire, perché quando il Catania fallisce l'obiettivo, che è quello che dice Alessandro, che è quello che abbiamo detto tutti all'inizio di questo campionato, ma che ha detto la società, noi ci vogliamo classificare primi. E cos'è mancato a questa società per classificarsi primi quando mancano 9-10 partite alla fine di questo mancati campionato? Lo slancio molti risultati. che ti deriva dal gioco. Angelo, Sì. Sì. Dimmi Max. no, volevo dire soltanto una cosa velocemente. Sì. Se hai due squadre che giocano male e vincono, si giocano il campionato fino alla fine. Se hai una squadra che gioca male e vince e poi alla lunga, come dice Alessandro, mostra tutti i suoi limiti e al cospetto di una squadra che gioca bene, alla lunga vince quello che gioca bene. Allora, riflessione stasera, Max, pillole, ma pillole di saggezza. Già. Allora vediamoli Giusto, questi ci episodi sta. da Moviola, così poi ci dedichiamo alle grafiche preparate da Alessandro. Abbiamo da vedere anche
velocemente le vedremo le pagelle. Max, cominciamo col primo episodio che Sì, tu hai no. segnalato, dai, però non è diciamo una cosa così eclatante, no? No, non è eclatante, è soltanto per fare un pochettino così di cronaca. Primo episodio, 13°, fallo di Okada. Secondo me questo è un fallo da ammonizione per il tipo di intervento da dietro, soprattutto con il piede sinistro del giocatore della Casertana. Secondo me questo era un fallo che poteva portare all'ammonizione. Siamo al 13° del primo tempo, l'arbitro sta studiando la partita, poi alla fine avrà ragione del suo metro perché chiuderà la partita con un ammonito solo che vedremo dopo. Valuta questo episodio come un episodio a semplice richiamo, però secondo me per tipo di intervento e tipologia di intervento ci poteva stare il giallo. Prossimo episodio. Sì. È la munizione a cui tu fai riferimento. Sì, sì, è la munizione di Martino. Ricordiamo che Di Tacchio era il quarto fallo che subiva sulla linea mediana del campo, e questo qua è un intervento che, se andiamo a vedere, Martino non prende proprio il giocatore, perché se l'avesse preso forse era anche rosso, ma l'intervento è fatto con una imprudenza tale da poter produrre correttamente il cartellino giallo. Bene, prossimo episodio è invece la chiamata FVS. Ho detto io, tutte le chiamate di ieri FVS sono state un po', non lo so, esagerate. Allora, io vorrei dare subito un dato statistico. Dall'82esimo all'89esimo sono state giocate 3 card. Sì. Allora, questa qua però è il secondo, perché c'è prima un altro intervento. Sì. Di Gherardi. È la moviola Gherardi. numero 3. Gherardi. Questo lo stiamo vedendo, Sì. ormai Questo è l'episodio numero 4. lo commentiamo, il fallo di Gherardi lo commentiamo, cioè non commentiamo, vediamo questo qua. L'arbitro ha detto che non c'era rigore. Visto Allora, che secondo me qua in questa situazione qua c'è una trattenuta reciproca da entrambi le parti, e al 99,9% l'arbitro in questa situazione qua, se non ha dal campo una situazione chiara, lascia correre, non dando nulla a nessuna delle due squadre. Bene, vediamo la moviola numero 3, che è questa. Adesso la vediamo, eccola qui. Qua la Casertana chiama la card per un impossibile rosso. La Casertana, sì. Qua la Casertana, ricordiamo ai telespettatori che si può richiamare la card solo per un gioco violento o una vigoria sproporzionata, quindi chiama la card per un eventuale cartellino rosso. Non credo che ci siano gli estremi nella maniera più assoluta. Gherardi cerca di anticipare il giocatore colpendo il pallone, in realtà colpisce il giocatore quasi contemporaneamente al pallone, e reputo comunque la lettura da parte dell'arbitro corretta, perché non c'è né imprudenza né vigoria particolare nell'atteggiamento di Gherardi. Vediamo Quindi l'ultimo. corretta anche la lettura dopo l'FVS. Sì, vediamo l'ultimo episodio. C'è questa sbracciata di Gherardi su Vano, mi sembra. Sì. Sì, diciamo che questo è più un body check, questo qua, piuttosto che un fallo vero e proprio. L'arbitro, se guardate l'arbitro, attenzione ai due giocatori, è bravissimo qua l'arbitro a non seguire l'azione ma ad attenzionare i giocatori. Guardate la testa dell'arbitro, l'arbitro già dal campo si rende conto che non c'è nulla di imprudente nel gesto di Gherardi, né tantomeno di vigoria sproporzionata. La Casertana si gioca all'FVS, cioè coglie l'occasione più per perdere tempo piuttosto che per cercare un vero e proprio provvedimento disciplinare. Secondo me è corretta la decisione dell'arbitro anche in questa occasione. Bene, grazie, abbiamo visto tutti gli episodi da Moviola. Prima di fare la sosta, Alessandro, vediamo le pagelle, così chiudiamo. Facciamo... No? Prima vorrei affrontare questo piccolo confronto statistico tra girone d'andata alla 12ª giornata e girone di ritorno alla 12ª giornata del Catania. Vabbè, vediamo allora la grafica. La prima grafica che abbiamo preparato con la regia. Allora, guardate un po', prima parte il girone d'andata, quindi 12ª giornata come oggi, c'è un saldo di più 5, 25 punti contro 20, con un distacco dal primo posto di un punto,
all'epoca era in testa ancora la Salernitana con 26 punti, il Catania era a un punto, quindi a 25, effetto di 7 vittorie, 4 pareggi, una sconfitta, quella di Cosenza, con 23 gol fatti e 7 subiti. Alla stessa giornata, con lo stesso numero di partite casa trasferta, il Catania ha fatto 5 punti in meno, ha un distacco di 12 punti dal primo posto e ha diminuito il numero delle vittorie, ha aumentato il numero dei pareggi e delle sconfitte, ma soprattutto il saldo dei gol fatti è precipitato da 23 a 15. È vero che nelle prime 2 uscite il Catania ha giocato col Foggia, ha vinto 6-0 e alla seconda in casa ha battuto il Monopoli 4-0, quindi ha fatto 10 gol in 2 sole partite. Però la distribuzione dei gol nel girone d'andata è stata nettamente superiore a quella dei gol fatti rispetto a quella del girone di ritorno. Se posso completare, sì. Nella scorsa stagione, quindi già c'era Toscano, nel girone di ritorno a questa stessa giornata il Catania aveva conquistato praticamente gli stessi punti di adesso, 19 contro 20. Con una media punti di 1,58, quindi possiamo dire un rendimento in chiaroscuro in questo segmento del girone di ritorno. Nelle ultime 5 giornate di quella stagione, perché ricordiamoci 2 partite non si giocarono perché furono escluse Turris e Taranto, il Catania conquistò 10 punti, quindi aumentò sensibilmente la media punti con una media che è salita da 1,58 a 2 e comunque con una condizione generale psicofisica in netta crescita che si è portata ai playoff. Ricordiamoci che il Catania poi vinse 3-2 il primo turno col Giuliano, 1-0 il secondo turno col Potenza, quindi una serie a partire da quelle ultime 5 partite con 3 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta in quel segmento, quella interna con l'Avellino, poi altre 2 vittorie contro Giuliano e Potenza ai playoff, prima dello scivolone interno col Pescara al terzo turno, nell'andata del terzo turno, che poi fu parzialmente rimediato dal 2-1 di Pescara a favore del Catania. Quindi se dobbiamo collegarci a quello che è stato il rendimento del Catania dalla 13ª giornata in avanti nell'anno scorso, quindi in prospettiva di quello che succederà adesso, non so se è anche un discorso di preparazione finalizzata a uscire a un certo punto, non lo so, però se dobbiamo valutare il rendimento del Catania di Toscano l'anno scorso, ci fu una crescita nel finale, punto. Allora, facciamo la pubblicità, dobbiamo andare in pubblicità, dopo torniamo. So che non posso andare in contraddittorio con Alessandro, perché altrimenti poi, però dopo la pubblicità... Perché non puoi andare? Puoi andare in contraddittorio. No, perché abbiamo tempi stretti, allora quello sì. così. Però vediamo le pagelle e poi abbiamo tanto altro da seguire. Fra pochissimo di nuovo insieme. Bene, allora torniamo di nuovo insieme. So che devi dire qualcosa. Ma non Angelo se l'è legata al dito. Se l'è legata al dito perché guardando quella schermata, chiediamo ovviamente alla nostra regia se quella precedente. La precedente. Cioè quella dove c'erano tutti quei numeri. Ci sono stati 2 passaggi che mi hanno riportato in termini non favorevolissimi alla condizione attuale. Perché Alessandro ha sottolineato 2 momenti. Uno che è quello stato relativo alla partita di playoff Pescara-Catania, che mi riporta incredibilmente alla partita che abbiamo commentato Catania-Pescara, incredibilmente alla partita che abbiamo commentato settimana scorsa a Benevento. Toscano lì commette lo stesso tipo di errore che è il risultato letale al Catania sia nella partita contro il Pescara in casa, sia nella partita in trasferta contro il Benevento. È più grave e ha inciso di più il cambio contro il Pescara, perché, quello sì. Perché il gol poi è arrivato proprio da quel lato lì, dal lato dove mancava Celli, mentre col Pescara, col Benevento secondo me è un gol quasi casuale quello del Benevento. Chiedo uno sforzo di memoria. Perché arriva da un errore di condizione di Casasola che si fa scavalcare da un rilancio del portiere, era in netto anticipo, ma Casasola non stava bene,
si vedeva che era in Era un pieno po' stanco, affanno, sì. non si sarebbe mai fatto saltare Casasola così da Ceresoli, avrebbe ribaltato l'azione Casasola in condizioni normali, quindi sono due Situazioni due diverse, errori. però questa analogia non mi fa dormire sonni tranquilli, anche perché non so se Toscana abbia vinto sicuramente 5 campionati, No, i playoff ma non ormai. so se abbia, la battuta era così, la domanda era retorica, ma non ha mai vinto i playoff. Speriamo che quest'anno sia la volta buona. Allora, vediamo le pagelle, così chiudiamo con la partita di ieri. Andiamo dalla nostra Giulia con il migliore, cominciamo da lì. Sì, andiamo a vedere il top del match, che è Mirko Miceli con voto 6,5. Beh. Se gli attaccanti sono costretti ad attraversare il deserto senza la borraccia, a volte il contributo dell'incursore venuto da dietro può diventare risolutivo. E dal netto di un tabellino poverissimo di emozioni, gli unici 2 sussulti nell'area di De Lucia sono procurati dal numero 5. Reattivo sul corner da sinistra, calcia al volo con buona coordinazione in avvio, centrando la traversa. Nella fase più caotica scandita da una clessidra ormai quasi svuotata, uncina con tempismo l'assist di Donnarumma, trovando la reattiva opposizione del portiere. È lui il centravanti di giornata. Quello Aggiungo, era- forse il sì. miglior acquisto di gennaio, finora. Beh, a conti Ottimo. fatti. Aggiungo, togliamo il forse, tolgo il forse così aggiungiamo A parte la- qualcuno. a parte la partita di Sorrento. Mi riservo di valutare Bruzzaniti su una scala di Stiamo 4-5 partite in cui gioca titolare. attualmente. In che Stiamo parlando posizione? attualmente, Trequartista? per quello che abbiamo visto. Trequartista, dovrebbe essere un esterno d'attacco Bruzzaniti. Esatto, tutto per facile. quello che gli ho visto fare a Pineto è perché- un ottimo esterno d'attacco. Perché dobbiamo guardare il campetto. Sì, Adesso guardiamo. immagino i voti che tu hai dato. Sì. Ma Andiamo a se... vedere. Vedi, vai. Sì, La sì, posizione andiamo a è vedere quella, il campetto. Angelo. La posizione di Bruzzaniti quella è. Cioè, sempre però- lì gioca. È una condizione mentale, diverso giocare a Pineto che giocare a Catania, sentire la pressione della... Certo, ma non può Ma essere... Mignani perché invece è diventato decisivo nel beh. Benevento che giocava nella Pianese? Questo non lo capisco. Benevento comunque è una piazza che mette pressione. È più messo nelle condizioni probabilmente Ah, ecco. di E allora- incidere, e ma allora mentalmente forse- è una questione mentale. Ma Carlo- Ci sono giocatori che vanno coccolati, no? Ma ci mancherebbe. Tu hai un'esperienza pazzesca in panchina, ma io ho questa storia Sono per giocatori cui... che vanno coccolati. Per cui ci sono giocatori che hanno bisogno del Pampers quando vengono a Catania. Io, quando mi prendo la scheda del giocatore, gli dico questo col Pampers te lo lascio a Pineto, piuttosto che portarlo a Catania. Io penso che Catania sia invece una piazza che debba esaltare Sicuramente. chi ha doti e caratteristiche. Per quello che ho visto fare a Bruzzaniti, non penso che lo possa Se ti ricordi quantificare. Marsura, già lo vedevi in faccia che faceva... era spaventatissimo. Ma chi prende questa tipologia di giocatori? Ma soprattutto, se hai un giocatore che ha questo tipo di caratteristiche, non lo puoi mettere, proporre, togliere, mandare via ai margini, fargli giocare 5 minuti a partita, 10 minuti a partita, per poi pretendere il massimo quando gli dà la maglia titolare. Io non so questo campetto che dica, perché Adesso lo vediamo. Guardiamolo. Guardiamo il Sì, campetto, sì. dai. Perché Andiamo a vederlo subito così Sì, poi sì, Giulia, lo sì, commentiamo, perché l'allenatore toscano ha un voto di 4,5, Dini invece 6,5, Ierardi 6, Miceli 6,5, Allegretto 6, Celli 5,5 che prende il suo posto, Casasola 5, Corbari 5,5, Jimenez 5 che lo sostituisce, Di Tacchio 6, Donnarumma anche per lui 6, 5,5 d'Ausilio, 5 Bruzzaniti, 6 per Lunetta che prende il suo posto e 4,5 anche per Caturano come l'allenatore. Vattene. Allora, io mi auguro che questo non succeda, ma quei voti che vedete lì sono lo specchio non tanto del giocatore in termini assoluti, perché Caturano la prestazione di ieri vale 4,5, è vero, ma in che condizioni è stato messo? La valutazione di Posso vedere Bruzzaniti- quell'episodio, Angelo? Sì, lo vediamo. La valutazione di C'è una Bruzzaniti- clip che abbiamo sistemato perché Scusa, Vagliasindi, siccome Vagliasindi L'episodio guarda che c'è. sa te lo faccio esattamente vedere. dove vuoi arrivare, c'è una clip che vediamo subito. Guarda che cosa mi dici? Perfetto, Eh? d'accordo. Quante volte? Scusa, cioè qua Alessandro, Caturano qua fa 3 quante- gol, no 1, 3. Quante volte? Cioè solo quante- in posizione centrale ha tutto lo specchio della porta. Ti chiedo di No, rispondere no, a questa rispondi. domanda. Quante volte i capocannonieri della Benevento sbagliano? Quanti gol hanno sbagliato Arriva contro, con un time- contro il Catania? Allora,
arrivi, sbagli, ma se su deve un'azione giocare, ha bisogno di fare minutaggio. Esatto, se su un'azione deve fare commetti un 4-5 errore, partite consecutive. è normale, Qua Alessandro. non è uno scatto, non è una cosa difficile, Alessandro, qua è semplicemente su un'azione, seguire la traiettoria, se il su bomber di Razza se su la una- butta dentro. Se su Perché un'azione, la palla ai Bruzzaniti è bella qui, se su un'azione Bruzzanetti non è nuovo a queste cose. se attenzione. su un'azione commetti un errore, è vero che hai il margine di gap del 100%, ma quanti di questi palloni gli siano arrivati? Allora, metti un giocatore che è stato lasciato ai margini del progetto tecnico. Caturano, a torto o a ragione, è stato un giocatore emarginato. Caturano è stata la prima scelta virtuale di questa squadra, è stato retrocesso a torto o a ragione alla terza scelta, anzi la quarta, perché gli sono stati preferiti i giocatori che sono stati adattati nel suo ruolo, Anche Lunetta. pur di non farlo giocare. E quindi l'averlo inserito ieri non è una cortesia che Toscano fa alla piazza di Catania, è un'esigenza, perché a quel punto non c'aveva più nessuno. Se doveva cambiare la partita, Lunetta si era tenuto in panchina, ma a quel punto, gioco forza, se ti mancano tutti gli attaccanti, non puoi non far giocare Caturano, ma non puoi pretendere che un giocatore emarginato dal progetto tecnico, magari avrà ragione Toscano, ti possa rendere al 100% delle realizzazioni. Lo stesso vale per Bruzzaniti, quel numero che tu hai messo come valutazione ci sta tutto, ma è un giocatore, anche lui, noi 4 giorni fa, 5 giorni addietro, abbiamo parlato del timing dei giocatori che sono arrivati a Catania e lo abbiamo anche valutato col timing proprio di Caturano. Allora, abbiamo un quarto d'ora. Posso sintetizzare? Posso fare un intervento, Angelo? Sì. Vai. Solo una cosa, io mi disturbo poco, però vorrei collegarmi a un discorso che ha fatto Angelo Patanè in merito al discorso dei Pampers. Io credo che quando firmano i contratti non si mettono il pannolone Pampers. Giusto? Due, per quanto riguarda Caturano, io mi sento di stare al fianco di Angelo Patanè e andare contro all'amico Alessandro, perché segnare quella rete significa sfruttare il 100% delle situazioni. Esatto. Quindi gli possiamo concedere anche un minimo di errore, perché se avesse sbagliato su 20 situazioni, allora è un discorso. Ma se in area di rigore arriva un'azione sola, sinceramente non mi sento di condannarlo al 100%. Max, aggiungo, grazie, ma dopo che sei stato messo ai margini del progetto, e questo è una circostanza. Posso intervenire, Carlo, Angelo, proprio sulla tua su questa esperienza, cosa? Ma tu un giocatore che metti ai No, ma margini proprio del su questa progetto, cosa io ti pretendi dico, poi che ti dia il ti dico, 100%? Ti dico, non lo sappiamo il motivo per cui è stato messo ai margini di questo progetto, perché io, per esempio, se devo trovare un momento in cui dovevo lanciare Caturano, l'avrei trovato subito dopo il gol di Monopoli. Lì Caturano è stato decisivo, veniva da un gol anche fatto in casa molto bello, ha deciso la gara di Monopoli, emotivamente è quello il miglior momento, di metterlo la settimana dopo. Toscano non l'ha messo, non sappiamo il motivo per cui non l'ha messo. Ma scusami, Non lo possiamo sapere. Sappiamo però il risultato che ne è venuto fuori dopo quell'esclusione. Sappiamo che abbiamo un giocatore che segna un gol, che metti in campo e dal quale poi pretendi che ti faccia il somaro da legna quando ti serve nell'esigenza, e che Alessandro ovviamente pretende che faccia il 100% delle occasioni. Io ti ripeto, non lo so. Non penso che Caturano... Sappiamo, Patanè, per certo che dobbiamo fare pubblicità. Non penso Quello che- è scientifico. Abbiamo guardaci. tantissime cose Sì, ancora allora, da Abbiamo un quarto d'ora e dobbiamo Vi correre. dobbiamo dire anche il discorso della lista, chi entra, Esatto, chi esatto. esce, Quindi- Cicerelli. Restate con noi. Siamo nell'ultimo segmento di Corner per questa sera, ricominciamo andando a vedere il calendario del Catania. Alessandro, vediamo le partite insieme anche Ce lo racconta alla nostra Giulia. Sì, esatto. Anche perché dobbiamo dire una cosa per i nostri Uno scoop. telespettatori. Bellissimo, andiamo a vedere appunto con l'aiuto della nostra grafica il calendario del Catania. Domenica 15 marzo, ore 14:30, Altamura, Catania. Cosa abbiamo da dire?
su Altamura Catania? Diciamo subito che saremo Diciamolo Facciamo dire al nostro vice direttore. Esatto. Allora, diciamo subito che seguiremo la partita in diretta, ve la offriremo in chiaro, quindi la possibilità di stare insieme a noi per 4 ore, dalle 13:30 di domenica sino alle 15:30. Va bene, quindi insomma... Me lo prometti che porti una vittoria? Io ti prometto che faccio di 15:30 no, tutto. sino alle 16:30. Oltre a un filone di pane di Altamura, Questo mi sì. devi portare 3 Ti punti. assicuro che ti porto il filone di Altamura e spero vivamente... Imbottito di 3 punti. E spero vivamente che questa squadra zittisca Guarda, e faccia noi ritornare l'entusiasmo. gradiremo avere 3 punti piuttosto Sì, che il esatto. filone. Dai. Io ti porto, io mi presento qui in trasmissione poi il lunedì per corner portandoti questo Benissimo. filone di pane Altamura con la mortadella. Beh, Così d'accordo, facciamo grazie. Bene. Allora, vediamo Poi le altre partite, dai. perché poi lunedì 23 marzo ore 20:30 Catania-Casarano, sabato 28 marzo ore 14:30 Latina-Catania e lunedì 6 aprile sempre alle 14:30 Catania-Picerno. Un bel regalo di Pasquetta. Fermiamoci velocemente. Sì. Latina-Catania Latina Catania. potrebbe essere di nuovo Porro contro Cicerelli. Ci siamo? Potrebbe essere. Potrebbe essere. Bene. Allora, una brevissima parentesi. Cicerelli ieri l'abbiamo visto in tribuna, ha assistito alla partita praticamente a 3 metri dalle nostre postazioni. Stamattina ha fatto tutto il lavoro in gruppo con la squadra. Da un punto di vista clinico è perfettamente abile ed arruolabile. Chi uscirà dalla lista per far posto a Cicerelli? La variabile degli ultimi giorni è stata rappresentata dall'infortunio di Rolfini, frattura del metatarso, ne avrà ancora per 20 giorni, quindi da Raimo, che è sostanzialmente colui che dovrà lasciare il posto a Cicerelli, per un attimo abbiamo pensato che potesse essere Rolfini. Nulla di tutto questo, perché Rolfini, oltre che essere un attaccante, quindi nella fase finale della stagione, è un elemento molto importante, per caratteristiche è un attaccante con caratteristiche completamente differenti dagli altri due, Caturano e quindi Forte. serve. Quindi Rolfini non esce alla lista. Uscirà Raimo per far posto a Cicerelli. Bene, adesso... Forte oggi ha lavorato in gruppo, Sì. domani farà un ultimo esame di controllo. Se il responso dovesse essere insomma nell'ottica che è a posto, domenica sarà convocato. Bene, allora, per domenica queste sarà sono notizie importanti. Vediamo un'altra grafica. Casasola solo crampi, nessun problema muscolare. Però è quindi stanco, ha bisogno è di stanco, recuperare. ma non ha avuto fortunatamente problemi muscolari nella partita di ieri. Possiamo vedere la prossima grafica e mettiamo a confronto il Catania con il Cosenza. Abbiamo mandato in archivio Non è, diciamo, la non è grafica casuale Catania questa, Benevento dalla settimana scorsa, abbiamo detto era l'ultima puntata di questo sequel. Adesso ne auguriamo un'altra. Vediamo Catania e Cosenza a confronto nell'ottica della lotta per il secondo posto, in considerazione del fatto che il Cosenza nelle ultime giornate ha avuto un trend molto importante, ha fatto 5 vittorie e un pareggio nelle ultime 6 partite, guardate un po', e abbiamo adesso un margine tra queste due squadre di 5 punti che in realtà è come se fossero 4, perché nel confronto diretto potete vedere appunto il raffronto tra andata e ritorno, il Cosenza è in vantaggio sul Catania per aver fatto nella differenza reti un gol in più. Quindi in caso di arrivo a pari punti il Cosenza sopravanzerebbe il Catania, quindi attenzione a questo più 5 che è come se fosse potenzialmente un più 4. Nel giro di ritorno hanno sì gli stessi punti, 20 ciascuno, però ripeto il trend più recente, le ultime 6 giornate, ci dice che il Cosenza ha ingranato la quinta, ha fatto appunto 5 vittorie e un pareggio, a fronte invece dei risultati del Catania che nelle ultime 6 ha vinto praticamente solo contro il Giuliano E il Trapani. Il Trapani da calendario era prima, però vabbè sì c'è anche quella, ma in realtà se andiamo proprio in ordine progressivo il rendimento del Catania nelle ultime 6 giornate registra praticamente solo la vittoria in casa col Giuliano per 1-0. Alessandro, c'è un messaggio da casa che ci chiede se di Gennaro delle speranze, delle possibilità. Impossibile. Impossibile, quindi abbiamo soddisfatto anche questa curiosità del nostro telespettatore. Però in questo momento la fase difensiva è l'unica cosa che meno preoccupa il Catania. Il problema è che Catania ha tanta scelta in difesa, tantissima. ma non solo la meno preoccupa, ma è diventato l'alibi
che nasconde invece sotto il tappeto i limiti di questa squadra, perché ci beiamo del fatto che le statistiche ci raccontano che è una squadra che non subisce gol, siamo primatisti in Europa tra le squadre professionistiche per 0 reti incassate in casa, ma di contro abbiamo abdicato già 2 settimane fa il sogno del primo posto e oggi stiamo vedendo che il secondo posto è una conquista che va effettuata settimana dopo settimana, domenica dopo domenica, e questo trend del Cosenza a cospetto di quello del Catania dà risultati e risultanti diversi, e allora è lì che dobbiamo concentrarci, sperare che Toscano trovi il sistema per far tornare questa squadra a vincere le partite, magari incassando 4 gol, ma riuscendo a farne 5, perché altrimenti ci troveremmo, e lo dico da ora fino a quando inizieranno i playoff, il Catania dovrà strutturare queste 6 partite che ci separano, 7 partite che ci separano dalla fine di questo campionato, pensando di ragionare in ottica playoff, che non può essere il ragionamento che finora è stato il filo conduttore di Toscano: incassare meno, evitare il gol e provare a ripartire per farne uno in più degli avversari, confidando sull'effetto sorpresa. Se il Catania giocherà così, l'effetto sorpresa sarà pari a 0. L'invenzione personale potrà arrivare pure che Catorano sul 100% faccia un gol, ma non basterà nell'ottica playoff. Angelo, abbiamo finito, Padane. E se mi La permetti, schermata sui playoff? Dobbiamo vederla, no, perché altrimenti non ce la facciamo più. E anche c'è il prossimo. Anche perché lui già parla di playoff, Vediamoli. Aggiorniamo i dati della scorsa settimana. Il Brescia si è fermato, ha pareggiato con la Triestina, risultato deludente, si è fatto sotto il Trento di Tabbiani, che è terzo in classifica con 54 punti, ma anche il Lecco ha approfittato del mezzo passo falso del Brescia per avvicinarsi, quindi queste 3 squadre ancora sono teoricamente in lizza per il secondo posto. Nel girone B l'Arezzo ormai penso che abbia preso il largo. Rimangono in lotta per il secondo posto l'Ascoli, che ha un cospicuo vantaggio su Ravenna. Ascoli Ravenna, togliere la Ternana. La Ternana, l'abbiamo detto la settimana scorsa, per blasone, per allenatore sì, e per punti. giocatori di esperienza, in un torneo come i playoff può dire la sua. Sì, ma stiamo valutando chi si classifica secondo, e in questa stiamo guardando anche le squadre che potenzialmente possono fare un playoff, diciamo, importante. Sì. Nel nostro girone abbiamo già detto i Catania e Cosenza, la Salernitana ha vinto in 9 contro 11 contro il Latina, quindi si è in qualche modo rilanciata ed è a 2 punti dal Cosenza. Il Crotone ha vinto facile in trasferta, anche il Crotone ha un trend assolutamente di crescita. La Casertana, dopo aver battuto la Salernitana, si è preso un punto a mio avviso meritato al Massimino, quindi comunque restano squadre che in un'ottica appunto playoff possono comunque dire la loro. La prima regola però è al momento la migliore seconda per media punti è l'Ascoli. Allora, Okay. attenzione a questo, a quanto sta dicendo Alessandro. Abbiamo 2 minuti per presentare il prossimo È avversario. un'ottima squadra, tra le altre cose, oltre ad avere la migliore media punti, è un'ottima squadra. Il prossimo avversario, Alessandro. Il prossimo avversario è appunto il team Altamura allenato da Davis Mangia, che è reduce dalla sconfitta a Cosenza di misura, ma nelle ultime uscite in casa ha perso soltanto col Benevento e peraltro tenendo bene il campo contro la capolista. Poi aveva vinto in precedenza in casa contro il Monopoli, contro il Latina e contro il Foggia, quindi una squadra che sul proprio campo devo dire che ha un rendimento più che positivo. È un rendimento complessivamente in equilibrio, vedete 5 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte con 18 gol fatti e 20 subiti. Il miglior marcatore è Alessio Curcio con 6 gol, il centrocampista grande è una delle rivelazioni in assoluto di questa stagione, 5 reti. Poi c'è Rosafio, un altro attaccante esterno di provata esperienza, e poi il centravanti, un lungagnone, Simone, che ha fatto finora 3 reti. Nell'ultimo turno ha giocato con il 3-5-2 contro il Cosenza. Lastra, che è arrivato a gennaio, ex Potenza, un portiere sicuramente affidabile. Baie, Zazza e Silletti sono insomma i riferimenti della linea difensiva.
poi Falasca, Di Pinto, Dumbia, Florio e Nicolao hanno giocato a Cosenza, ma secondo me torneranno i titolari come Mogentale per esempio. Hanno rifiutato. Sì, ha fatto diciamo, un turnover, e in attacco hanno giocato Millico e Rosafio con i subentri di Curcio e di Simone. Io penso che giocherà con Simone, in appoggio ci sarà Curcio o Rosafio, a mio avviso. Allora, siamo arrivati alla fine, volevo lasciare un paio di messaggi solo per la nostra Giulia. Come dice Toscano, stiamo crescendo, ma a forza di crescere in 2 anni stiamo arrivando alla pensione. Il Catania ha un allenatore che ha vinto 5 campionati in Serie C e dei giocatori che lo scorso anno hanno fatto un ottimo campionato. Ora mi chiedo, il problema è l'ambiente di Catania oppure il girone C che è troppo difficile vincerlo? Stasera Vagliasindi sta dicendo pane pane, vino vino, bravo perché stai parlando per tutti noi, quindi fantastico. Ve l'ho ripetuto fin dalla prima parte di questo campionato che il Catania non aveva trama di gioco, non verticalizzava e non aveva consapevolezza della propria forza. Mi avete detto di guardare la Champions se volevo vedere un bel gioco, quindi si è legata al dito il nostro telespettatore. Per quanto riguarda invece l'FVS, ci scrivono che sta diventando uno strumento per spezzettare il ritmo nel finale partita insieme ai fake crampi. Anche questa potrebbe essere una lettura, non so se Max è d'accordo. Diciamo. No, sono pienamente d'accordo, perché alcune squadre sistematicamente utilizzano la card per interrompere il gioco e quindi spezzettare il ritmo a favore proprio. Quando si passerà al tempo effettivo sarà sempre troppo tardi. Sempre tardi. L'ultimo messaggio. Ma la verità è che non riempiamo l'area di rigore cross contro cross, ma non c'è mai nudo. Bene, grazie Giulia per essere stata con noi questa sera. Grazie a Max Velotto. Grazie a voi e buona serata a tutti. Max, com'è Diop, questo arbitro che hanno designato per Team Altamura Catania? Ma Diop io ve lo voglio un attimo descrivere velocemente e rapidamente. È meglio averlo fuori casa che in casa. Bene, ci hai dato già una dritta. Grazie veramente a Max. Ci rivediamo in studio la prossima settimana con Corner, ovviamente. Grazie a Carlo Breve per essere con noi. Grazie a Alessandro Vagliasindi. Buonasera. Grazie ad Angelo Patanè. Grazie, Angelo. Vi lascio adesso con una mia speranza. Spero che Toscano faccia un sogno stasera. Speriamo allora. Si sogna te. Però io vi devo lasciare invece con un'informazione di servizio, perché fra poco, subito dopo, ci sarà la differita integrale del match di ieri tra il Catania e la Casertana e il commento di Marco Carli con Carlo Breve. Cosa volevi dire? Che oltre al pane di Altamura, io lunedì rivoglio Patanè con questa camicia perché è bellissima. Benissimo, d'accordo. Allora lavala per bene, portala a stirare e poi ci ritroviamo qui. Se porta Buonanotte. bene. Buonanotte a tutti. Buonanotte.